Eccoci con Sonia Xausa, è appena terminato il terzo confronto tra candidati sindaco. Possiamo già fare un piccolo bilancio. Cosa è emerso in questi tre incontri e se pensa di aver avuto la possibilità di dire tutto ciò che voleva far conoscere ai cittadini? Allora, penso che intanto i cittadini si devono incominciare ad informare e devono partecipare di più ed è emerso quello che tutta la gente di Caorle già sa, cioè che noi abbiamo degli interessi molto grossi qui, abbiamo delle speculazioni edilizie enormi e che effettivamente quelli che sono i bisogni dei cittadini sono sempre secondari rispetto invece a questo tipo di infrastrutture che vanno a decidere poi chi sarà o no a capo del comune. Sì, perché a sentire il relatore, che era un giornalista che si è molto occupato di questi temi, ha fatto un quadro drammatico, insomma sembra che sia abbastanza radicata nel territorio. Si è parlato molto di Eraclea, ma per una questione così, forse di bon ton, però era implicito la situazione quasi drammatica qua. Lei dice e pensa che sia proprio così? Sì. Io faccio parte del gruppo pianificazione del territorio del Veneto del Movimento 5 Stelle. Abbiamo affrontato tutte le grandi opere della Valdastico alla per esempio strada di Jesolo Mare e dentro ci sono tutti interessi di questo tipo, dove ci sono grandi appalti, movimenti terra, dove ci sono tanti soldi, c'è dentro un interesse mafioso. Allora facciamo un piccolo riassuntino. Tre incontri, voi avete avuto anche incontri poi con la cittadinanza. Avete già forse il polso della situazione, perché il relatore ha detto ci sono due candidati che hanno più possibilità degli altri, ma non ha fatto i nomi, era difficile insomma che li facesse. A questo punto della campagna elettorale, le probabilità del Movimento 5 Stelle nella sua persona, quali e quanti sono? Allora, noi siamo partiti per far radicare il Movimento 5 Stelle in città e siamo partiti con l'obiettivo di fare un consigliere. Ad oggi, guardandoci intorno, tutto sommato vediamo che il malessere è molto aumentato, la gente comincia a essere informata, per cui speriamo in qualcosa di più. Tutto quello che è in più per noi sarà un traguardo. Forse aver litigato molto, baruffato molto, per non usare altre terminologie, di due candidati vi ha un po' agevolato? Sì, penso di sì. E comunque sarà sempre presente come consigliere comunale, sì. Non è che no, si allora, delega, perché tanti hanno... Se non dovessimo vincere adesso, lavoreremo per vincere fra 5 anni o prima, perché con le alleanze che ci sono e le maggioranze che eventualmente si andranno a formare non sappiamo quanto durano. Bene, grazie a Sonia.